Eccoci qua, una buona serata a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati e benvenuti a questa puntata di TV7 Match. Armando, una serata che apriamo occupandoci dei problemi legati ai giovani, ai giovanissimi, perché la cronaca purtroppo degli ultimi mesi, ma anche un po' di quest'anno, ci sta mettendo davanti a una realtà dove i giovanissimi stanno, come dire, diventando sempre più, se possibile, violenti, avvicinandosi al mondo della criminalità. Vediamo un abbassamento dell'età dei protagonisti di queste vicende. Diciamo che non possiamo concludere in questa maniera. Diciamo che c'è una società che è organizzata completamente in maniera diversa, che i principi sui cardini che dove noi siamo cresciuti non ci sono più, che il punto di riferimento più importante è il denaro e che naturalmente mancano le famiglie. C'è una carenza scolastica perché le generazioni dei nuovi insegnanti sono totalmente diverse, non solo ma anche la didattica è diversa e non è consona a questi tempi. C'è la mancanza totale della religione. La religione è importante perché abitua il giovane a essere presente a se stesso, non deve avere risposte ad altri. Faccio bene o faccio male, questo non viene più insegnato. Qualsiasi religione mette l'individuo di fronte a se stesso e di fronte a Dio. Mentre il diritto, io rispondo al carabiniere piuttosto che al questore, a quello o al giudice, ma se sono furbo ce la faccio, scappo. Da Dio non scappo. E di conseguenza mi autocontrollo. Poi se decido una determinata cosa so che avrò le conseguenze del caso, eccetera. Quindi quello che si chiama etica morale ormai sta scomparendo nei giovani e non viene insegnata ed è fondamentale perché è quella che guida poi la persona a crescere nella propria personalità e diventare l'uomo adulto che naturalmente si integra nella società e fa parte della società e fa crescere la società e non il viceversa. E poi il denaro. Il denaro ormai, diciamo che i grandi importatori di droga, ormai si parla di container, non vengono mai trovati, vengono trovati gli ultimi, quelli che spacciano i grammi di cocaina piuttosto che di altre sostanze, ma i grandi importatori, quelli che fanno veramente grandi quantità di denaro, e parliamo di stati, e sono due gli stati, uno è l'Albania e l'altro è la Nigeria, che sono a capo del commercio della droga in Europa. E chi va a soffrire? Vanno a soffrire le nostre generazioni, i nostri figli, i nostri nipoti, e di questo dobbiamo essere molto attenti, perché il futuro è in mano loro e se non li educhiamo non sapranno gestire il loro futuro. E questa è sempre stata una tradizione. Ecco, noi abbiamo due esperti che ci aiuteranno a capire meglio come avviene questo fenomeno di, tu lo chiamavi delinquenza, diciamo, minorile o addirittura delinquenza infantile. E di conseguenza perché avviene psicologicamente questo avvicinamento a quello che è un reato, cosa che una volta altre generazioni non avevano questa facilità di accoppiarsi a delle idee così malsane, così difficili da comprendere. E con noi abbiamo... Certo, abbiamo due ospiti che ci accompagnano in questa prima parte della puntata di TV7 Match. Saluto, ringrazio per essere qui con noi in studio Mirko Pesavento. Buonasera Pesavento, grazie per essere qui. Gli spettatori. Certo, grazie per essere in studio con noi, il segretario del Sindacato Autonomo di Polizia del Veneto. E ringrazio per essere con noi anche il professor Oscar Miotti. Buonasera. Buonasera, grazie per essere qua. È uno psicologo, uno psicoterapeuta, ma anche assessore alle politiche sociali e alla sanità del comune di Castelfranco. Ecco,
Ermanno, giovani che non hanno, giustamente come dicevi tu, non hanno più nemmeno quella remora anche nei confronti ad esempio delle forze dell'ordine che oggi... Attenzione, non hanno come se fosse colpa loro, noi gliel'abbiamo data. Cioè, mettiamoci in riga una volta per tutte, loro sono nati e non gli abbiamo offerto la possibilità di crescere, di acculturarsi e di crearsi una propria morale, una propria etica. Non gli diamo questa possibilità, non lo fa perché non ci sono più le famiglie, non lo fa lo Stato, non lo fa la scuola e allora non bastano i carabinieri. I carabinieri sono l'ultima ratio. Sono quelli che vanno in cerca del delinquente che ha compiuto questo atto e oggi i delinquenti sono sempre più giovani. Perché? Perché non rispondono a se stessi, rispondono solo ai propri impulsi. E questa è la cosa più disastrosa. Cioè, all'epoca di Mosè è andato sul monte Sinai, o se l'ha inventata o gliel'ha date Dio, gli ha dato delle leggi, ma sono delle leggi morali. Poi c'erano anche le leggi naturalmente del popolo. Allora il capire che uno risponde prima di tutto alla propria coscienza, poi risponde anche agli altri, è già un bel passo avanti nel crescere psicologicamente in questo ambiente. E allora abbiamo un primo contributo sulle baby pusher per baby drogati. La droga dilaga tra i giovanissimi, minori sorpresi a vendere sostanze proibite, anche i ragazzini con meno di 14 anni. Il numero di giovani e giovanissimi che vendono droga è in crescita e questo lo dicono le statistiche relative alle indagini della polizia. Ad agosto erano già 54 i minori indagati nel Padovano per spaccio di sostanze stupefacenti dall'inizio dell'anno e di questi 13 avevano meno di 14 anni. Parliamo di stranieri ma anche di cittadini italiani. Per fare un paragone, nel 2023 a Padova sono stati indagati 230 spacciatori, di questi 31 erano minori, 24 maschi e 7 femmine, ma solo 2 quelli con meno di 14 anni e questo ci dice che il fenomeno sta crescendo e non poco. Le sostanze più diffuse sono la cocaina, l'eroina, i derivati della cannabis e alcune droghe sintetiche. Oltre al fenomeno criminale, a preoccupare però è anche l'età del primo approccio agli stupefacenti che si è abbassata a 12 anni. Su scala nazionale la cannabis e i suoi derivati restano le sostanze più utilizzate tra i ragazzi. 160.000 studenti tra i 15 e i 19 anni hanno riferito di aver consumato almeno una nuova sostanza psicoattiva nel 2023 ed è in crescita anche il consumo della cocaina. Nel 2023 sono stati 8.596 gli accessi al pronto soccorso per droga e il 10% di questi era rappresentato da minorenni. 227 sono stati i decessi dovuti alla droga. Il consumo diffuso degli stupefacenti comporta un mercato che sta diventando sempre più capillare e tanti giovanissimi per pagarsi le dosi diventano a loro volta spacciatori. Nel 2023 i minorenni hanno rappresentato il 12% delle persone segnalate per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. Il 97% delle segnalazioni riferite a minori riguardava la cannabis e i derivati, a conferma dell'ampia diffusione tra i più giovani. Il numero di minorenni denunciati all'autorità giudiziaria per i reati penali correlati alla droga rispetto al 2022 ha registrato un aumento del 10%, raggiungendo quota 1.246 giovani under 18 e stiamo parlando di circa il 5% di tutte le persone che sono state denunciate a livello nazionale. Cosa stiamo facendo noi in questo momento per arginare questa deriva che è praticamente incontrollata e incontrollabile? Mirko Pesavento. Allora, chiaramente io sono padre di un ragazzo di 17 anni, per cui credo bisogna partire dalla famiglia, come diceva giustamente. Poi io non sono disfattista di natura, per cui credo che le nuove generazioni meritino anche la fiducia
che magari i nostri padri hanno avuto nei nostri confronti. È un fenomeno crescente, sì, perché anche i dati, insomma, che arrivano dalla questura. E faccio anche un passaggio: noi abbiamo la squadra mobile, abbiamo delle sezioni specifiche che tutti i giorni fanno attività di prevenzione e controllo anche delle piazze, ed effettivamente spesso ci sono anche dei casi di fermi che riguardano minorenni, per cui è inutile nasconderci dietro un dito, ma il fenomeno c'è. Cosa fare? La Polizia di Stato fa tanto, fa tantissimo, perché se noi pensiamo che la Questura di Padova giornalmente copre per una turnazione continuativa, significa 24 ore, le piazze, tutti i luoghi anche maggiormente, diciamo, più delicati, no? La stazione, abbiamo una sezione anche di polizia giudiziaria della squadra mobile, le volanti, abbiamo il nucleo prevenzione crimine che supporta spesse volte anche questi servizi. Il questore ha anche messo sul campo l'utilizzo di un camper con i poliziotti di quartiere che fanno una sorta di posto fisso nelle aree più delicate della città. Non a caso, Tullio lo sa, la settimana scorsa eravamo usciti con un comunicato stampa perché ad un certo punto i nostri colleghi della volante erano stati accerchiati vicino, insomma, alla zona della stazione da soggetti che erano tutti di origine straniera, e lì ne è nato, insomma, un problema di carattere anche di ordine e sicurezza pubblica. E in tutto questo cosa c'è da dire? C'è da sono dire rimasti che feriti. Sono rimasti feriti, abbiamo avuto due colleghi, uno 20 giorni, l'altro 7 giorni. Esatto. Fortunatamente, insomma, la grande professionalità, lo abbiamo anche sottolineato in quel comunicato stampa, ha fatto sì che le cose poi si sono normalizzate. Diciamo che dal punto di vista, ecco, io credo che la Questura di Padova meriti un organico ancora più ampio. Sì, perché ma qui siamo già... siamo al limite del turnover, nel certo. senso che oggi se vanno in pensione 50 poliziotti facciamo fatica a rimpiazzarli, per cui è stato oggetto anche di una riflessione recente con il Questore. Il Ministero deve guardare alla città di Padova, alla Questura di Padova, che tra l'altro è stata elevata anche di livello 2 anni fa, come un ufficio che deve essere rafforzato, e fortunatamente devo dire che a dicembre, tra le nuove assegnazioni dei giovani poliziotti che escono dalle scuole e la mobilità ordinaria, la Questura chiuderà con un saldo positivo. Erano anni che non accadeva, però questo è fondamentale. Certo. Sì, però c'è un detto: è meglio prevenire che curare. Quindi voi siete i medici praticamente, cioè quando si trova la patologia, quindi la situazione patologica fuori legge, intervenite voi. Non potete intervenire sulle intenzioni di che uno ha, ma sul fatto che sta portando della droga, sta assumendo droga, è un violento e tutto il resto. Però bisogna arrivare un attimo prima, cioè prevenire. Se io mi attivo perché questi giovani non prendano quella strada o che abbiano la minor possibilità di intraprendere quella via, perché sono convinti che ci sono altre risorse, perché gli abbiamo cancellato le altre risorse. I libri non esistono più, i giovani non leggono più, leggono il telefonino. Allora come facciamo a, diciamo, dargli un'alternativa? L'alternativa non c'è. C'è soltanto il blocco, che è giusto, per quando si arriva al reato è giusto che intervenga, ma la Questura non è in grado di prevenire perché non è la sua funzione. La prevenzione è la scuola, la prevenzione è la famiglia. Prego, professore Oscar Miotti. Sì, ed è vero, prima accennavi, Ermanno,
alla funzione della famiglia. Allora, sulle radici della violenza, adesso non voglio dire delle cose scontate o banali, ma è inevitabile che alcune cose siano anche di dominio comune, cioè sicuramente tante volte vediamo in certe famiglie disagiate è più facile che ci sia violenza, per esempio da parte dei ragazzi, cioè se io imparo la violenza come modo di comunicare, poi la agisco, perché non ho avuto degli esempi diversi di poter dirimere le controversie. Questo è un dato di fatto, quindi ambienti dove ci sono persone che sono state maltrattate, è molto probabile che poi questo li porti ad agire questa violenza, però sono casi patologici, nel senso che ci sono famiglie che hanno una connotazione patologica. Poi invece c'è un contesto forse di abbandono, la famiglia ha delegato altre agenzie e purtroppo anche la scuola fa poco, le agenzie sono il telefonino dove si può accedere a tutta una serie di immagini, e il desiderio a volte di emulazione, di avere un potere anche attraverso la violenza, i soldi, è una grande lusinga. Manca cosa? Manca il valore. Per esempio la religione ti dava la dimensione che tu non eri sopra Dio, adesso no, se non c'è più Dio c'è l'io, e l'io è qualcosa che ognuno interpreta come vuole e che è al di sopra di tutto, con il rischio anche di fallire, perché una volta quando avevi delle regole, seguivi le regole, potevi anche non fallire. Adesso hai una grande responsabilità e quindi rischi anche, se tu sei il criterio di te stesso e quindi ti puoi sviluppare all'infinito, poi puoi anche rischiare di fallire, e quindi la frustrazione genera rabbia che scarichi con qualcuno. Certo, ma manca l'educazione, perché il bambino quando nasce è assolutamente aperto a qualsiasi esperienza. Siamo quello che noi diamo al bambino che lo fa crescere in una certa maniera piuttosto che in un'altra e diventerà una persona più adulta, ma anche il suo compagno di scuola gli insegnerà un certo tipo di comportamento, e se questa educazione viene condivisa nel quartiere, nella città, nella nazione, eccetera, chiaramente avremo una generazione che penserà e si muoverà in una certa direzione. Diversamente abbiamo lo sbando. Da chi imparo? Imparo da chiunque. E c'è un pericolo, che è quello appunto che lei diceva in questo momento, Oscar Miotti, che è il telefonino. Allora, ancora adesso, nell'uso del media, che è il telefono, non ci sono regole. E se ci sono regole arrivano sempre in ritardo e non tengono conto che quello che vedono in un telefonino è per un adulto e non per un bambino. Ed è difficile riuscire a, diciamo, imbrigliare questa questione. E allora il problema nasce perché non c'è un ambiente, e il telefono fa parte dell'ambiente, crea l'ambiente, e poi la comunicazione attraverso il telefono. Quindi a tecnologie nuove, nuove etiche, nuove morali e nuove leggi. Questa è la cosa principale che noi dobbiamo tenere in considerazione in questo momento. Poi cosa abbiamo? Abbiamo anche l'altro fattore, che il media che noi usiamo, che abbiamo in tasca, ci condiziona continuamente. Ci condiziona nei tempi, nei metodi, nella comunicazione, e addirittura oggi i giovani non conoscono più l'italiano come lo conoscevamo noi. Noi per comunicare scrivevamo una lettera, oggi scrivono 2 frasette, si intendono, si telefonano, e la scrittura e la lettura è diventata una cosa secondaria, e questa era
estremamente formativa per i giovani. E quindi adesso passiamo al secondo contributo, appunto, Baby Killer, la violenza come normativa. Giovanissimi che ammazzano altri giovanissimi è un fatto di cronaca diventato molto comune e che troviamo sempre più spesso sulle prime pagine dei nostri giornali. Succede nel sud Italia come al nord, da Napoli a Milano, così come all'estero. Coltelli, mazze da baseball, pistole, le armi sono le più varie. Nelle città, grandi o piccole che siano, proliferano le baby gang che terrorizzano i coetanei e non solo loro, filmando e pubblicando in rete poi le loro aggressioni, le risse, le violenze, gli stupri, nella ricerca di un'autocelebrazione mediatica dell'orrore. Il 2024 è stata una lunga scia di casi, baby killer che il più delle volte hanno agito per futili motivi o anche senza una vera motivazione. Si può uccidere per delle cuffie wireless da 20 euro oppure per un litigio con la fidanzata piuttosto che nel tentativo di uno scippo o magari perché si vive con angoscia la convivenza in famiglia e si fa una strage. Baby killer che possono avere 19, 17 o anche 15 anni, come il fidanzato di Aurora Tita, la tredicenne uccisa a Piacenza il 25 ottobre scorso, è stata spinta giù dal balcone, dall'8° piano, dal fidanzato di 15 anni. Giovani violenti e crudeli, vittime e carnefici, figli di una società che ha fatto della violenza un antidoto alla noia. Percorsi educativi ed etici che rendano i giovani capaci di distinguere il bene dal male potrebbero rappresentare una soluzione difficile in un mondo in cui questi concetti vengono confusi e mistificati continuamente. Il ruolo dei genitori e della famiglia è sempre importante, devono essere presenti, deve includere elementi di comprensione, severità, affetto e controllo mixati tra di loro nella giusta misura. Fondamentale essere attenti, presenti e disponibili. Compito certo non facile, comunque, in questa nostra società che ha fatto della violenza e della prevaricazione la sua normalità. Prego, Mirko Pesavento, questa violenza si può fermare? Poi, peraltro, la politica, qualunque sia, cosa ha fatto per evitare questo disastro verso cui stiamo andando? Prego. Allora, io mi ricollego ad una frase che lei prima ha detto, cosa si può fare a livello di prevenzione. In realtà la Polizia di Stato, anche il Sindacato Autonomo di Polizia, questa attività da molti anni la fa, nel senso abbiamo la Polizia Postale che va presso le scuole, in particolare per parlare dei problemi di cyberbullismo, abbiamo le unità cinofili, che i nostri colleghi che vanno alle scuole a spiegare la pericolosità della droga, abbiamo il nostro sindacato spesso organizza incontri, ad ogni maggio di ogni anno sviluppiamo un evento che ormai è conosciuto a livello nazionale, si chiama il Memorial Day, dove noi ricordiamo tutte le vittime della criminalità, del terrorismo e di ogni forma di criminalità, diciamo. Ecco, questo è, secondo il mio parere da papà e da genitore, ma da poliziotto e da sindacalista, è un contributo importante che le istituzioni possono dare. Poi è evidente che arrivare ad ammazzare un coetaneo, lì io non sono un esperto, ma c'è una patologia, ci sarà una devianza che va al di là di tutte le valutazioni che possiamo fare. Però inasprire le pene, da questo punto di vista, io come concetto spesso lo scrivo anche nei comunicati stampa, in un paese democratico dove non c'è pienamente il rispetto delle regole e dove non si raggiunge pienamente la certezza della pena, questo dà motivo a chi delinque a tutti i livelli di avere una sorta di scudo oltre il quale non si rispettano neppure le forze dell'ordine. Certo.
negli ultimi anni i nostri colleghi che fanno attività sul territorio, siano essi della volante piuttosto che della squadra mobile, anche pensiamo alle manifestazioni di ordine pubblico, no? Abbiamo proprio qui a Padova un ufficio, un reparto mobile, la ex Celere per chi se la ricorda, sì. Che abbiamo fatto dei passi in avanti enormi. Oggi riusciamo, se pensiamo che a livello nazionale ci sono 4.900 poliziotti su un organico ridotto che ad oggi è di 98.000, che si occupa di ordine pubblico, pensiamo alla enorme fatica e sacrificio di questi anche giovani ragazzi, perché sì, abbiamo dei giovani agenti, nell'andare nelle piazze, sopportare a volte delle vere e proprie provocazioni, non lo dimentichiamo, e riuscire a mantenere l'ordine e la sicurezza nelle piazze. Per cui ecco, la Polizia di Stato dà un contributo sia a livello di prevenzione, ma in particolare riesce, con tutte le difficoltà del caso, potremmo parlare anche di mancanza di garanzie funzionali, piuttosto che, faccio anche un appunto sul Sindacato Autonomo di Polizia, noi abbiamo sempre detto che ogni servizio, ogni attività di polizia deve essere registrata. Noi da anni, attraverso anche delle campagne, si chiamava la Spy Pen, avevamo comprato ai nostri iscritti una penna che dovevano tenere qui per registrare, perché le persone per bene non hanno paura di ciò che fanno e di ciò che affrontano. Per cui le forze dell'ordine, anche grazie a dei nuovi provvedimenti che sono all'interno del pacchetto sicurezza, adesso si è passati da una sperimentazione a una realtà che è quella della fornitura di body cam sulle divise e di telecamere. Certo. È importantissimo far capire all'opinione pubblica che le forze di polizia non sono contro il diritto a manifestare. Anzi, noi siamo nelle piazze a garantire il diritto di manifestare, però c'è una parte di società civile che purtroppo profitta di questa situazione, di questa ambiguità che è di carattere politico, perché quando la politica giustifica le violenze è naturale poi conseguenza quella di trovare delle piazze che purtroppo portano a degli scontri anche pesanti. Certo. Noi abbiamo centinaia di feriti tra le forze dell'ordine che, pensiamo, tutti i giorni, tutti i fine settimana garantiscono nelle piazze l'ordine e la sicurezza pubblica. Certo. Oscar Miotti, quale percorso è preferibile fare? Cioè, i giornali ne parlano, ma raccontano i fatti. Mai ho visto, o raramente, che si commenti o si cerchi di stimolare un'attività politica, un'attività didattica che sia in questa direzione, salvo appunto le forze dell'ordine o qualche altro caso, ma non c'è un sistema unico, continuo, che indirizzi i ragazzi a tutelare se stessi e gli altri ed essere d'esempio. Il ragazzo che è giovane, che è calmo, che non fa cose eccezionali, viene disprezzato, viene apprezzato il violento. Prego. Sì, allora gli adolescenti usano la violenza come mezzo anche per identificarsi, no? Se tu vuoi diventare leader anche in negativo, utilizzi la violenza, diventi un capetto, e questo permette di avere un rango in certi ambienti. E quello che sta capitando è che questo capita, si verifica anche in ragazzi che sono, tra virgolette, bravi ragazzi, che poi
hanno un retro invece non proprio così positivo, ed è quel retro che noi troviamo nel mondo parallelo dei social, per esempio. Lì viene fuori una figura di questi ragazzi che non è quella ufficiale, ma è quella non ufficiale, e che è quella un po' più delinquenziale. Cosa possiamo fare in questo senso? Io sto pensando, mi pare che era il sindaco Giuliani in America, Rudolph Giuliani. Lui aveva cominciato a sanzionare qualsiasi tipo di infrazione, no? Cominciando dalle piccole cose. Anche un genitore mi ha chiamato questa sera, mia figlia ha insultato una ragazzina, la scuola mi ha detto di sequestrarle il telefono, no? C'è stata un'ingiuria, e credo che la scuola ha fatto bene per certi versi, no? E il problema è che una volta magari ci si ingiuriava ma non c'era nulla di scritto, forse, oppure c'è più facilità proprio perché i mezzi si moltiplicano, no? Allora, credo che questa è un'occasione per quella ragazzina per riflettere. Ecco, noi dobbiamo cogliere tutti questi anche micro reati per dare una possibilità. Se noi cominciamo a fare questo in maniera sistematica, forse abbiamo qualche chance. Questo è prendersi però una responsabilità anche di dare un valore, di dare delle norme. Però dobbiamo essere convinti noi e non dire ma sì, chissà cosa gli avrà fatto l'altra. Sì, l'altra gli avrà anche detto, ma poi quando lei ingiuria, lì c'è un problema. Certo, certo, quindi diciamo è un fenomeno completamente nuovo, ha radici nei media, l'educazione viene gestita attraverso il telefonino ormai, salvo casi particolari, e di conseguenza non si sa quale sarà il prossimo docente che insegnerà ai prossimi giovani. Da questa generazione chi uscirà? Chi sarà l'erede di questa civiltà? E ci sarà ancora una civiltà come l'abbiamo progettata e programmata noi e i nostri genitori, oppure andremo incontro attraverso l'intelligenza artificiale a dei grandi pericoli di condizionamento, perché il giovane col telefonino si sente libero, in realtà casca nel baratro, perché è proprio quello che il telefonino gli pone come possibilità, quello di acchiappargli l'attenzione e il cervello e quindi condurlo verso un tipo di reazione e di educazione che certamente non è la migliore, perché non è programmata, ma è programmata dall'alto. Quali saranno le nostre generazioni future attraverso il telefonino? A lei, Marco Pesavento. Sì, non a caso la polizia postale, comunque come ho detto poc'anzi, si va alle scuole perché molti giovani utilizzano, diciamo, gli smartphone, i cellulari per quello che la tecnologia riesce a loro fare. Il problema è che non conoscono quelle che sono poi le norme che vanno a vietare determinati comportamenti. I pericoli. Ecco che la polizia postale, ripeto, fa un'attività di carattere istituzionale a 360 gradi proprio per spiegare ai giovani che se utilizzi il telefonino per minacciare, per ingiurie, per diffondere magari delle foto che erano state fatte in determinati momenti, si incorre a dei reati che poi mettono nei guai i minori e anche le famiglie. Per cui è sempre, come dire, una questione di educazione e la scuola, la famiglia, noi Polizia di Stato, nella misura in cui organizziamo questi eventi, cerchiamo anche di
dare un'educazione da questo punto di vista sotto il profilo delle norme che regolano poi voglio dire, il codice penale, procedura penale, tutto ciò che gravita attorno all'utilizzo distorto di questi cellulari che oramai sono la vita quotidiana dei nostri ragazzi, per cui è assolutamente vero che va fatta prevenzione e tutte le componenti della società civile, a partire dalla scuola, ovviamente noi e tutti coloro i quali riescono a dare il proprio contributo nei confronti di questi giovani, a mio avviso è fondamentale per continuare in questo modo. E poi la speranza è che i nostri giovani imparino anche dalle esperienze dei genitori o comunque di chi è educatore, perché le devianze poi diciamo, possono avere la meglio, ma un'educazione forte di base, a mio avviso, può anche vincere dinanzi alle tentazioni o comunque a tutto ciò che gravita attorno all'essere giovani e a condurre una vita in questa epoca così avanzata di tecnologia. Certo, quindi per concludere, Oscar Miotti. Allora, per una conclusione è che noi dobbiamo creare degli spazi anche sempre più di vita reale. Se arrivassimo a proibire o a togliere il telefonino durante le 5 ore di scuola, adesso magari sono 6 o 7 perché c'è il sabato libero, quello sarebbe un bello spazio, no? Dove non ci siano interferenze. E sicuramente il fatto di abituarli non all'online ma all'on life, no? All'essere nella vita, questo potrebbe distoglierli da influenze che noi non possiamo controllare. Però più che demonizzare il telefono è quello invece di intensificare una vita reale che sia accattivante e soprattutto, essendo come genitori, anche Mirko è genitore, essendo presenti noi, insomma, perché alla fine se poi siamo lì con il telefonino non diamo un esempio. Mi colpiva oggi, ho visto un servizio che a Basilea, no, a Lucerna o a Basilea c'è il confessore elettronico con l'intelligenza artificiale, no? No. E risponde molto bene, probabilmente meglio anche di qualche sacerdote, però il cardinale Paglia ha detto che la confessione è un'esperienza incarnata, cioè voglio dire deve esserci un uomo di carne che ti ascolta. Allora io credo che noi dobbiamo parlare di una relazione che si incarni e quindi noi, perché ci sia una relazione ci deve essere un corpo, quindi dobbiamo favorire che ci sia questo corpo. Purtroppo l'esperienza della pandemia ci ha allontanati, però adesso vedo che c'è molto desiderio delle persone di tornare a socializzare e quindi il futuro credo che sia un'incarnazione, non una digitalizzazione. Va bene l'intelligenza artificiale, sicuramente ci aiuta, abbiamo dei processori interessanti, io credo che questa sia una bella opportunità, però credo che alla fine vincerà la parte umana, che è quella creatività, quel guizzo che forse una macchina non riesce ad avere. Certamente. Allora, diciamo ai nostri telespettatori che partecipino a questo tipo di evoluzione, che anche loro si prodighino perché le cose possano cambiare. È un problema, diciamo, è un dramma che stiamo assistendo in televisione, sui giornali, perché ogni giorno c'è un fatto, diciamo, delinquenziale da parte dei giovani, ma diciamo una reazione da parte di tutta la popolazione
Una reazione positiva, non solo punitiva ma anche educativa, sarebbe necessario e ciascuno può fare qualcosa e tutti insieme possiamo fare molto. Grazie del vostro intervento e continueremo a portare avanti questo problema, perché è un problema che si prolungherà nel tempo. Certo, una vera e propria emergenza educativa potremmo definire, ma non dobbiamo dimenticare poi che questa emergenza educativa espone i nostri giovani a diventare, come dire, delle vittime, anche perché entrano appunto in un vortice anche di microcriminalità, come nel caso che abbiamo raccontato di baby pusher, chiaramente, che fa gioco invece alle grandi organizzazioni criminali, e quindi su questo bisogna chiaramente intervenire. Grazie a Mirko Pesavento per essere stato con noi qua in studio. Grazie a voi. Grazie al professor Oscar Miotti, grazie per il vostro contributo, la vostra testimonianza. Adesso noi andiamo un attimo in pubblicità e poi ritorniamo su un altro tema caldo di queste ultime settimane, perché parleremo della legge sull'autonomia. A tra poco.